Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. E invece non c'è Gianfranco Iovino, che saluto ovviamente, speravo di trovarlo, così era un po' di tempo che non lo troviamo. Invece abbiamo con noi Alessandro. Ciao. Buongiorno Alessandro, come stai? Ciao Michele, ciao Antonella, grazie. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Bevuto caffè? Sì. Bene, No, perfetto. Non ti dico anche più di uno. Anche più. ti sei fatto anche Ragazzi, tu la abbiamo flebo già mattutina? l'ospite in linea Vabbè. al telefono, Perfetto. per cui in questa rubrica di 003 che riprendiamo con piacere anche in quest'anno, lasciamo la parola ad Alessandro così ci presenta l'ospite, il primo ospite di oggi dell'edizione 03. Grazie. Il primo ospite è con onore, diciamo, un collega giornalista, un professionista, Giuliano Ramazzina. Buongiorno Giuliano. Buongiorno, ben trovato, grazie di aver accettato il nostro invito. In questo spazio dedicato ad autori e lettori presenteremo un libro che è una lunga cavalcata nella storia e nella cronaca di un biennio cruciale, quello 2020-2021, quello che è stato segnato dalla pandemia, quindi da eventi e trasformazioni molto molto rilevanti, e non solo a livello mondiale. Nello specifico... Caduta la linea, non sento. Pronto? Sì? Ci Sì, siamo? adesso sento. Fantastico, perfetto. Abbiamo fatto una brevissima presentazione, dunque chiediamo subito a Giuliano Ramazzina di presentarsi ai nostri radioascoltatori. Sì, buongiorno. Sì, è in linea, sente? però, sì. Sì, no, perché si sente un po', non si sente benissimo. Comunque buongiorno ai radioascoltatori. Sono Giuliano Ramazzina, un giornalista, ho 70 anni e collaboro con il quotidiano Il Resto del Carlino, col quale ho lavorato per oltre 40 anni. Poi mi considero un saggista, ho scritto parecchi saggi su temi di politica, economia e costume. Certo. Ecco, Cronaca di una liberazione, dottor Ramazzina, è un racconto, diciamo, sulla resilienza empolesine al tempo del Covid. Ce lo può presentare questo volume molto molto Sì, dunque interessante? allora si tratta di una raccolta di corsivi che io ho scritto sulla cronaca del Resto del Carlino dal 6 maggio 2020 al 30 gennaio 2022, cioè nel cuore, proprio nel periodo principale della pandemia. Sono degli articoli che spaziano dall'economia al sociale, alla cultura, sono dei personaggi anche. È determinante il senso di questa raccolta, perché un articolo pubblicato, erano tutti gli articoli pubblicati la domenica, si consuma in pochi minuti, mentre metterli insieme diventa una sequenza importante di un fenomeno. In questo caso il senso è sicuramente quello di aver affrontato la pandemia non in maniera dolente, ma cercando di rilevare, di interpretare la realtà e trovare degli elementi che dimostrassero la resilienza di una terra, cioè del Polesine. E questi elementi si trovano appunto leggendo questa raccolta di articoli. Ecco, lei in questo libro diceva che in particolare parla dell'esperienza del Polesine, però diciamo che è un microcosmo che può allargarsi, diciamo, a tutto il mondo. Ecco, nella prefazione a firma di Diego Crivellari, presidente del Consorzio Università di Rovigo, prepara il lettore con queste parole: il libro rappresenta una lunga e per molti versi intrigante ricognizione nella storia e nella cronaca di un biennio cruciale. Ecco, secondo lei è stato davvero un periodo storico inimmaginabile e unico? È stato veramente un punto di svolta nella storia dell'umanità per come la conosciamo? Indubbiamente sì. Partendo dall'osservazione sua
poco fa, quella del fatto che si tratta di una pandemia, quindi di un fenomeno globale che si è scaricato anche poi in tutto il mondo, è chiaro che anche dal punto di vista culturale qui si tratta di parlare dall'universale al particolare, quindi il particolare si tratta quella di una realtà piccola come il Polesine, come la provincia di Rovigo, ma la pandemia è un cambio d'epoca, ecco il senso generale, nel senso che questo cambio d'epoca poi ha avuto ripercussioni devastanti sull'economia e la società italiana. Quindi dal centro alla periferia il fenomeno è sempre lo stesso e ha avuto dei episodi, delle ripercussioni drammatiche, ma io ho cercato di andare oltre questa prospettiva dolorosa e drammatica, cercando ovviamente anche dei segni della determinazione, della reattività di una popolazione, e i corsivi che io ho raccolto seguono questo filo di rintracciare la reazione, la resistenza della gente rispetto a questa calamità. Certo, quindi lei ha cercato di interpretare la realtà della pandemia in una zona specifica come quella del Polesine, non descrivendola ma interpretandola in una prospettiva dinamica, selettiva e quindi qualitativa. Ecco, quale commento vorrebbe che si leggesse per primo tra quelli che lei ha scritto nei suoi corsivi? Sì, domanda molto interessante, perché c'è nella selettività, no, che naturalmente contraddistingue questo lavoro che ho fatto domenicalmente, però poi raccolto in questo gruppo, diciamo, in questa serie di articoli, ce ne sono parecchi, però quello, diciamo, più che mi piace più ricordare è quello che riguarda la storia di un prete. È la storia di un prete, Don Tarcisio Cappato, che è un prete di un paesino del Stientes, in questo caso, un paesino che è al confine con la provincia di Ferrara, e è un prete che ricorda Don Camillo, il celebre personaggio di Guareschi, e Don Camillo che era sempre in lite con Peppone, che nella falsariga della narrazione cattocomunista, uno era cattolico, prete, l'altro era comunista. Ecco, la cosa che emerge in tutta la storia di questo prete, che io naturalmente ho sintetizzato nel corsivo, certo, è che quando è morto Don Tarcisio, al suo funerale c'erano più comunisti che democristiani, e mi sembra una nota abbastanza anche divertente. Certo, ecco, noi nello specifico stiamo parlando dell'esperienza che ha vissuto il Polesine, che comunque è una terra prossima a noi, alla provincia di Verona, una terra contigua. Ecco, qual è la strada che sta intraprendendo il Polesine? Che è una domanda che poi si potrebbe anche allargare, volendo, alle altre regioni d'Italia, quindi considerando il Polesine come un microcosmo, diciamo, che può essere uguale, diciamo, a tanti altri nella nostra penisola, diciamo. Allora, la strada del Polesine si intreccia fatalmente con quella della regione Veneto. Certo. Regione trainante in Italia, è una delle prime regioni, Lombardia e Veneto. Il Polesine, l'obiettivo che emerge anche da tante iniziative e manifestazioni è quello di svilupparsi ancora, certo, di crescere ovviamente, che poi è anche un obiettivo anche dell'Italia, quella della crescita. Comunque qui nella una realtà abbastanza piccola come quella del Polesine, perché il Polesine con la provincia di Belluno e la provincia di Rovigo sono le due province più piccole del Veneto, quindi inserite in una regione importante, è quella appunto di svilupparsi, tenuto conto che prima di questa bastonata del Covid il Polesine è stato bastonato dalla grande alluvione del 1951, che adesso è alle spalle, però ecco, ci sono delle possibilità che il Polesine sta cercando di prendere per svilupparsi.
Ecco, Giuliano, lei abbiamo anticipato, è stato collaboratore del Resto del Carlino, per il quale ha svolto Sì. anche il ruolo di vice caporedattore, con tante pubblicazioni e interventi a suo nome. Ecco, una domanda che anche la collega ho piacere rivolgerle: che cos'è per lei il giornalismo? Il giornalismo. Allora, cos'è per me il giornalismo? Il giornalismo sta vivendo un periodo difficile, ecco, però per non essere pessimista e in qualche caso disfattista, devo dire che che c'è una possibilità, ed è quella di interpretare la realtà. Il giornalista deve interpretare la realtà, distinguendo tra fatti e opinioni, ma evitando il copia e incolla della realtà, quindi mettendo nel suo lavoro una ricerca fondamentale, quella della verità. Ecco, nel raccontare sui suoi corsivi, diciamo, questa esperienza del Covid, ha dovuto cambiare qualche parametro, diciamo, professionale, o si è sempre attenuto a certi criteri che poi è riuscito, dal punto di vista giornalistico intendo, a riutilizzare anche per raccontare questo biennio molto molto particolare, che immagino non sia stato semplice da affrontare anche proprio dal punto di vista giornalistico della narrazione? No, guardi, il discorso è questo: fare giornalismo oggi, quindi scrivere un corsivo, no, su un giornale, quindi sulla carta stampata, inevitabilmente porta alla grande contraddizione del raffronto con la realtà dei social, che naturalmente è invasiva, perché il social ovviamente ha praticamente cambiato la professione giornalistica. E direi che scrivere su un giornale di provincia oggi è quasi poetico rispetto a quella che è la grande massa di informazioni vere o false che transitano sui social. Internet, purtroppo la realtà è quella, dobbiamo essere realisti, e Internet ha soppiantato il lavoro giornalistico, sia per quanto riguarda l'elaborazione delle notizie e anche per quanto riguarda anche la verità della notizia, perché sui social passano tantissime notizie false. Sì, Anzi, è difficile a un certo punto distinguere qual è il vero dal falso. Cos'è successo, per concludere questo piccolo approfondimento sulla professione giornalistica? Che il giornalista prima aveva un ruolo di intermediazione, sociale, mentre adesso questo ruolo è completamente sparito, sostituito da internet e dai social. certo. Ecco, per quanto breve, essendo stato pubblicato, diciamo, ad agosto del 2022, questo libro comunque è ricco di spunti e di approfondimenti. Ecco, nello specifico, ci può raccontare com'è stata la sua esperienza con Edizioni 03? Non è la prima volta che lei pubblica con Con Edizioni 03. Edizioni 03 ho scritto parecchie cose, varie iniziative editoriali, e con Giovanni Proietti Densa di Giovanni, ecco, devo dire, esiste un rapporto consolidato, e quindi posso solo come giornalista e anche scrittore dire che l'Edizioni 03 è molto sensibile alle tematiche e ai problemi della realtà italiana, e quindi io mi trovo molto bene. Certo, tra l'altro ricordiamo che lei ha anche avuto occasione di collaborare con il dottor Mauro Mazza per i Racconti del Riso, tra l'altro un libro comunque molto, Certo, molto, molto, abbiamo molto particolare. un'esperienza molto interessante che così abbiamo sviluppato d'accordo con Isola della Scala e l'ente fiera di Isola della Scala, che ha avuto un buon riscontro. Con Mauro Massa abbiamo costruito un libro di racconti sul riso, coinvolgendo vari
vari scrittori, giornalisti e il lavoro è stato molto apprezzato e adesso probabilmente ci sarà una seconda edizione. Certo, ed è un libro che comunque va nell'ottica della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Per i racconti del riso, quello veronese, ma in Cronaca della Liberazione anche lei parla di molte eccellenze del Polesine. Ecco, sì, prego. Volevo aggiungere che le edizioni 03 che ha come artefici Giovanni Proietti di Enzo Di Giovanni cura molto questi approfondimenti sui territori. Certo. Che sia il Polesine, che sia il Veronese, che sia il Veneziano, che sia il Bellunese, l'occhio è quello. Ecco, dottora Mazzina, cosa si aspetta, diciamo, dal suo libro, nel senso, o perlomeno cosa si aspetta dai lettori del suo libro, cosa vuole trasmettere? Allora, c'è bisogno di discutere, c'è bisogno di riflettere, no? Viviamo in un'epoca dominata, lo sappiamo, dalla televisione, dai social, però il libro è ancora uno strumento forte e indispensabile per discutere su temi, su argomenti e anche per ovviamente far riflettere. Nella fattispecie c'è anche così un inciso che voglio dire, si può scrivere un libro come questo su un tema molto impegnativo, complesso e doloroso anche usando un metro diciamo più leggero, un registro più leggero, questo anche per fare in modo che su temi importanti e anche complessi ci possa essere una maggiore attenzione da parte del lettore. Certo, anche perché comunque, come lei giustamente sottolineava prima, un libro aiuta a riscoprire i tempi lenti, come si dice adesso, quindi anche un modo per riflettere in modo più serio e più calmo, senza la frenesia e a volte la vacuità, diciamo, dei social. Ecco, dottora Mazzina, nel ringraziarla tantissimo per il suo intervento, la saluto lasciandole però lo spazio per rivolgersi ai nostri radioascoltatori ed invitarli alla letteratura di Cronache di una liberazione, la resilienza in Polesine ai tempo del Covid e negli ultimi corsivi sul Carlino di Rovigo. Ecco, io vorrei concludere allargando il discorso di prima, cioè il fatto che si possa scrivere ancora qualche libro, qualche buon libro, no? Rilanciando ancora il valore della carta, ovviamente il giornale, ma soprattutto il libro, perché probabilmente ha più futuro il libro del giornale, se naturalmente la strada è segnata ormai da internet, dal digitale e naturalmente dal progresso che non si può fermare, però il libro ha più. Ecco, io volevo con questo libro ho voluto ribadire l'importanza ancora di scrivere, ma anche di sviluppare un tema così difficile, così complesso, difficile perché chiaramente ci sono dei temi molto più leggeri, cercando di un tema drammatico come quello della pandemia, calata in una realtà territoriale oltretutto, però cercando di argomentare dal punto di vista su temi molto complessi e dolorosi dal punto di vista umano, usando un registro diverso, quindi cercando ovviamente di trovare nuove vie di espressione, per quanto riguarda la comunicazione di temi complessi e difficili da proporre. Certo. Grazie. Grazie a lei, dottor Mazzini, su questi spunti di riflessione. La salutiamo, la ringraziamo ancora. Le diamo appuntamento allora al prossimo libro, allora, che ci ha anticipato, può essere in uscita insieme al dottor Mazza. Io
cedo la parola Certo, ad vorremmo Antonella. ringraziare il Ringrazio dottor Ramazzini di essere stato con noi stamattina nelle buone vibrazioni, e le auguriamo di continuare questo filone di ricerca di verità, di racconto della Certo. cronaca in maniera dettagliata, attenta. e di continuare comunque anche con i suoi corsivi, che comunque offrono Assolutamente. un punto di vista differente, più leggero, E diciamo, poi per Polesine, affrontare insomma, è una l'attualità. terra che ci sta veramente a cuore, che mi piace moltissimo. Parlo anche con il cuore di Slow Food. La ringrazio moltissimo, Grazie. dottor Ramazzina, per essere stato con noi e di aver presentato la sua pubblicazione. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. Buon Grazie. lavoro, grazie. Buona giornata. Buona giornata. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.